Buongiorno, Focus Bollettino Colture Erbacee, aggiornamento che oggi riguarderà la piralide e la problematica delle micotossine su mais. Piralide. È iniziata la terza generazione della piralide, che può arrecare un danno severo a diverse culture attrattive per le ovideposizioni di piralide in questo periodo. Il potenziale di danno è elevato perché la generazione è normalmente quella più abbondante e perché la disponibilità di culture attrattive in questo periodo è scarsa e quindi le popolazioni di farfalle e di piralide tendono a concentrarsi sugli appezzamenti che risultano più attrattivi per l'ovideposizione, determinando quindi una più elevata densità di ovature e quindi una più elevata densità di larve e un potenziale di danno maggiore. Particolare attenzione quindi alle culture attrattive in questo periodo, come un mais in secondo raccolto o in semina ritardata, e procedere a delle valutazioni soprattutto sulla densità di ovature per capire se è necessario intervenire o meno. Vedete le istruzioni per l'uso, come procedere sui bollettini, leggendo i bollettini pubblicati sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, bollettino culture erbacee, oppure richiedendo l'invio via mail dei bollettini scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Problematica delle micotossine. Abbiamo già visto in una precedente puntata come il rischio di micotossine per la granella di mais sia elevato in questa stagione, sia elevato sia per quanto riguarda le aflatossine sia per quanto riguarda le fumonisine. Per quanto riguarda le aflatossine sono usciti i risultati di un monitoraggio condotto da AIRES, l'associazione AIRES nel sud della regione, che ha evidenziato una elevata presenza di Aspergillus che può produrre le aflatossine, quindi conferma i risultati dei modelli previsionali. Lo stesso monitoraggio ha individuato nel sud della regione una minore presenza di fusarium, di funghi che possono produrre le fumonisine. Tuttavia il modello previsionale, soprattutto per quanto riguarda la parte orientale della regione, evidenzia un rischio elevato anche da fumonisine, un rischio elevato dal punto di vista delle condizioni climatiche. Questo rischio è aumentato dalle condizioni di stress, mancanza d'acqua, forte pressione di fitofagi, eccetera, come abbiamo visto nelle precedenti puntate. Anche qui seguite i bollettini di Veneto Agricoltura per avere aggiornamenti sull'aumento del rischio e soprattutto sulle soluzioni per ridurre questo rischio e gestirlo nella fase di raccolta. Man mano saranno date le istruzioni per l'uso. Alla prossima!